penso che appunto vada fatto molto di più per trattenere i giovani in Friuli Venezia Giulia e per creare questo legame con il nostro territorio regionale, con un territorio variopinto, variegato, plurale, quindi trovo che sarebbe importante continuare sulla scia di queste politiche e trovo che finora però non sia stato fatto abbastanza, perché i dati sui giornali di stamattina confermano il fatto che i giovani continuano ad andare via, e non solo i giovanissimi ma anche coloro che hanno una formazione più alta e che consente loro di trovare opportunità di lavoro migliori. E condivido anche il ragionamento che è stato fatto sulle politiche di inclusione, cioè che coloro che arrivano da altri paesi devono imparare ad adeguarsi, questo ha detto il Signore, al nostro tessuto culturale, alla nostra realtà. E questo è qualcosa che, insomma, per chi ha gli strumenti per farlo, per una persona che è capace di integrarsi da sola, appunto perché ne ha la capacità, questo vada bene. Noi vediamo però che noi pensiamo che questo spetti allo Stato e alla Regione, cioè è lo Stato e la Regione che deve mettere in condizione queste persone, attuando appunto politiche di integrazione e di inclusione sociale per farlo. E trovo che quando questo non viene fatto sia un fallimento dello Stato e della nostra società, perché una società litigiosa e impaurita, con un forte senso di insicurezza, non è quello che ci serve per crescere come sistema paese, come Italia, come anche forza produttiva, insomma, questa paura che alla fine tante persone si portano dentro e che è legittima, però alla fine non ci aiuta a fare quel salto di qualità anche come Stato.